anticipato un po', no, penso che mi sentite, no? Anche gli ultimi mi informo sempre. Il sotto sente male che vada su. Allora, ieri vi ho anticipato la giornata, io cercherò di tagliarvi il meno possibile perché tecnicamente poco o nulla, e abbiamo qui con noi persone che parleranno principalmente di un fatto che è avvenuto in questa zona. Il fatto che è avvenuto in questa zona è estremamente importante, principalmente per la causa automobilistica Alfa Romeo. E io vorrei dire che forse c'è un antefatto che fa partire il tutto molto lontano, quando l'Alfa Romeo a un certo punto si trova costretta a costruire delle autovetture per cercare di sconfiggere lo sprint veloce Zagato. Lo sapete tutti quanti la storia dello sprint veloce Zagato, cos'era, cosa non era, e in pratica era uno sprint veloce ricarrozzata dalla Zagato, che dava la paga a tutte le vetture dell'Alfa Romeo. In quel momento è un po' il rientro dell'Alfa Romeo tra le altre nelle corse, con l'appoggio di scuderie esterne. E da questo discorso nascerà poi l'SZ, e dopo l'SZ, sua figlia naturale, nasce la TZ. A quel punto si pone il problema dove fare la TZ, come farla, come non farla, e come farla seguire poi nelle corse dove entrerà in maniera ufficiale, dove precedentemente non c'era la scuola corse dell'Alfa Romeo. A quel punto nasce l'Autodemo. Ecco, io a questo punto termino perché penso che andrei a dire probabilmente delle inesattezze. Ci sono persone estremamente più competenti che possono dire tutta la cronologia. Con Ercole probabilmente ci narrerà tutta la storia della TZ, tutti gli antefatti bellissimi, e pagati un buon moderatore che sono pure. Poi abbiamo persone che racconteranno altrettanti discorsi nati davvero dai fondatori e dagli eredi dei fondatori dell'Autodetta. Non ti capo tutti perché non c'è più, ma e lascerei un attimo ancora come discorso di introduzione all'assessore Polcenico, che qui ci ospita e che veramente ringraziamo dell'ospitalità e della possibilità di fare un discorso un po' di cultura, un po' di diverso da quello solito che noi facciamo. Bene. Buongiorno e benvenuti a Polcenico. Siamo veramente lieti di ospitare voi e le vostre auto in questi 3 giorni di giro per il Friuli, Sacile, San Daniele e Polcenico, per questo convegno conclusivo prima del pranzo e delle premiazioni di oggi pomeriggio. Io credo che la giornata qui a teatro sia abbastanza piena di interventi e di filmati, pertanto darei la parola al primo relatore e andrei avanti con il convegno. Benvenuti di nuovo, grazie. Un moderatore improvvisato perché chi doveva esserlo ha avuto un impegno familiare, quindi non è venuto oggi. A parte i doverosi sentiti ringraziamenti, io darei la parola per primo a Marcello Minervi, storico dell'automobile, direttore di varie riviste, ultimamente era di Top Gear dell'edizione italiana, fondatore della scuderia del Portello, e poi tante altre cose. Ha guidato, ottimo pilota a suo tempo, quindi ci può parlare. Ha conosciuto l'ingegner Chitti personalmente, l'ha frequentato, ci può parlare quindi dell'ingegner Chitti come tecnico, come uomo anche, perché era un toscanaccio se non sbaglio. Ecco. E quindi l'esperienza anche dell'SZ, delle TZ, TZ1, TZ2 scusa, e anche perché ha fatto un bellissimo libro su questa materia. Allora Marcello, a te la parola intanto, grazie. Grazie e buongiorno a tutti. No, queste sono piccole, non li vede nessuno, no? Dio buono, non sono di carta come lui.
Allora, Chiti, volevo dire una cosa curiosa. All'Alfa Romeo e alla Ferrari c'è stato un ingresso massiccio di ingegneri progettisti toscani. A parte Iano, che veniva da Torino e che era un buon Fiat, ma Chiti era toscano, Giotto Bizzarrini era leonese, e quindi tutta questa gente poi si è trasferita in Ferrari e ha fatto la storia dell'automobile e dell'automobilismo sportivo. Chiti è stata una delle persone che io ho conosciuto quando ero a quattro ruote e andavo a trovarlo a Settimo Milanese, dove, circondato dai suoi cani, tra cui Orbina, un cane randagio che lui aveva adottato, che era cieco d'un occhio, ci raccontava delle automobili, parlava delle corse, sacramentava contro Tizio, sacramentava contro Caio. Ed era una persona che ci dava un sacco di informazioni e di notizie, sia su quello che stava facendo, sia su quello che voleva fare e quello che gli sarebbe piaciuto fare. L'Autodelta nasce per volontà di Massacesi e anche per Chiti e dei friulani. Nasce perché l'Alfa Romeo si rende conto che per piazzare le vetture normali è necessario far correre le automobili normali e nasce così la GTA, che era un'elaborazione della Sprint che doveva competere contro le auto inglesi che erano le Lotus Elite, che andavano come delle bestie. L'SZ e la TZ erano delle vetture decisamente sportive e decisamente corsaiole fatte dall'Alfa Romeo per mantenere alto il nome del piscione. Io sono un po' salto di qui e di là, perché se faccio tutto un discorso, una pizza che non vi dico. Allora, io ho avuto la fortuna di guidare tutte queste automobili, sia come giornalista, sia come corridore. Ho corso con l'SZ, ho corso con la TZ1, ho corso con la TZ2, su percorsi estremamente difficili, perché il campionato europeo delle auto storiche, dove si andava a manetta, cioè non era una roba per signorine, si andava forte, erano fatte sui circuiti Nürburgring, Zeltweg, Zolder, Monza, Monnery, o che so io. Allora, l'SZ non parlo del fatto estetico, perché questo è merito del disegnatore di quell'automobile, sia della corta sia della lunga, perché Spada ha fatto due automobili straordinari. La TZ invece nasce più dalla progettazione e dalle idee di Busso, che voleva fare un'automobile sulle quattro ruote, cioè diceva: noi italiani facciamo delle auto con gran motori, con gran prestazioni, ma non facciamo delle automobili che sfruttano i pneumatici. E Busso si mise, allora era al braccio destro di Satta, il direttore tecnico dell'Alfa Romeo, progettò la TZ. La GTA fu l'auto killer della TZ, della 1 e della 2, perché Massacesi e Chiti avevano deciso di proiettare le automobili di serie derivate dalla serie nelle competizioni, e quindi scartarono queste vetture che erano nate apposta. Poi arriverà la Sport, che vinse i campionati del mondo con Nazario, Giunti e quella gente lì. Però questo è un altro capitolo. Allora, ritorno all'SZ. L'SZ era una grande automobile con un grandissimo difetto: non aveva il differenziale autobloccante e aveva un impianto frenante da brivido, perché il tre ceppi, tanto sognato e vagheggiato dall'ufficio tecnico dell'Alfa Romeo, non frenava.
tu giravi su una pista tortuosa tipo il Nürburgring, che so io, dopo un po' non avevi freni. In Inghilterra, Branzecce era una roba da farsene addosso in certi momenti, perché l'auto non frenava. Mancava dell'auto bloccante, cosa che avevano il Lotus Elite, però era più veloce, per cui si suppliva queste carenze tenendo il piede più giù possibile e ogni tanto si davano delle botte incredibili. La TZ invece era un'auto più professionale, aveva una guida pulita, una guida non dico da Formula 1, perché di Formula 1 ne ho guidate poche, ma esigeva una precisione nell'inserimento in curva da parte del pilota, altrimenti era difficile da controllare. La TZ2 era l'evoluzione della 1 ulteriormente migliorata. Sulla GTA non ho mai guidato, sì, sono andato un po' spasso, ma non è che mi piacesse molto come automobile, ma questo è un altro discorso. Kitty era un personaggio a volte strampalato, a parte i cani e a parte le bestemmie che tirava fuori quando lo facevano arrabbiare, era un personaggio con delle battute incredibili. Allora una volta va da lui Zeccoli e gli dice: "Oh ingegnere", pure Zeccoli era toscano, Siena era toscano. "Oh ingegnere, a Zeccoli gli garberebbe di correre a Imola con la 33, la Sport, o gliela vogliamo dare?" E Kitty continuava a scrivere, ero lì presente, quel giorno su un foglio, stavo scrivendo delle cose. Allora Siena rinnova la domanda e dice: "Ma l'ingegnere, ma ha sentito?" Dice: "Sì, ho sentito, pure a me piacerebbe trombare su Fialore, ma me lo fanno fare." E Zeccoli naturalmente non andò a correre a Imola, rimase in Autodelta. Un'altra cosa che pochi sanno, perché io ho avuto la fortuna di vivere, allora, in Autodelta c'era un altro toscano, Umberto Ciani, detto Dio puntini, perché da buon grossetano, maremmano, lo stemmiava come un saraceno. Kitty decide i massacesi decidono di fare lo sport per il campionato del mondo e c'è il problema del telaio, cioè un telaio che reggesse la potenza del motore di Kitty e fosse competitivo nei confronti di quegli inglesi che allora vincevano la Can-Am, vincevano Le Mans, vincevano dappertutto. Kitty decise di mandare Ciani, che non sapeva una parola di inglese, alla Lola in Inghilterra, a far fare a Broadway un telaio. Umberto Ciani, detto di Avoia, andò su e non si sa come, ma riuscì a parlare con Broadway e fecero questo telaio e ritornò in Italia con l'automobile che era mezza inglese e mezza milanese e che poi nelle varie evoluzioni vinse i campionati del mondo. Che altro dire? Kitty aveva, ripeto, la passione dei cani, fece una litigata furiosa in casa di un amico comune con mia moglie perché voleva che mia moglie prendesse un certo bastardino, mia moglie invece ne voleva un altro, insomma i due si sbertucciarono a più non posso, ma questa è un'altra storia. Cosa dire? Progettista è stato un ottimo progettista, un grande progettista che riuscì a convincere Ferrari a mettere il motore dietro, cosa che Ferrari si ostinava a non voler mettere. Continuava a dire che è il cavallo o i buoi che tirano il carretto e non che lo spingono. Kitty fece la monoposto, con cui poi vinse dappertutto e fece anche debuttare e vincere un pilota italiano che Spada conosce benissimo, Giancarlo Baghetti, che alla sua prima uscita a Reims
ha dato la paga ai tedeschi della Porsche, quindi bandiere, festa grande. Poi un'altra cosa che aveva Chiti, aveva la capacità di riuscire a gestire in modo, a parte Zecco, il poveretto che rimase in officina quel giorno lì, ma di gestire un rapporto amichevole con i piloti, cosa che non è invece mai riuscita la Ferrari, tanto è vero che alla Ferrari sia i piloti sia i progettisti, quando se ne sono andati, non hanno mai parlato molto bene del Drago, insomma, che era un uomo incredibile, duro, cinico, e uno che se gli cascava la mamma nel piatto se la mangiava. Però era un conoscitore di uomini, aveva sempre preso le persone giuste al momento giusto. Io che cos'altro posso dire? Io lascerei la parola agli altri, diciamo relatori, perché io non sono un relatore, poi siccome sono mezzo rimaglionito, se mi vengono in mente le altre cose ve le dico. Grazie. Allora abbiamo detto che i fondatori dell'Autodelta, costituita nel 1963 in questo territorio vicino a Udine, oltre all'ingegner Chiti c'era anche Lodovico Chizzola. Noi qui abbiamo il piacere di avere il nipote, ma erano due fratelli, sbaglio? No, due fratelli, sì, ecco. E quindi dalla sua parola così possiamo sentire anche altri aneddoti e ricordi molto importanti di questo momento storico e fondamentale anche per il mondo sportivo e la Romeo stessa. Esatto. Grazie, innanzitutto ringrazio dell'invito. Mi ha fatto molto piacere poterci essere. Allora, il Friuli, in particolare Feletto Umberto, entrano in questa storia per motivi, diciamo, di conoscenza e di amicizia, un po' anche di cani, per la verità, perché Carlo Chiti e mio zio Lodovico Chizzola fecero parte di quel gruppo di ingegneri della Ferrari insieme a Bizzarini ed altri, che a un certo punto, per motivi che sono stati, di cui si è accennato, hanno cercato una strada loro, perché effettivamente il rapporto con Ferrari non era facile. E sono stati un po' in stand-by finché è nata questa iniziativa dell'Alfa Romeo, che voleva rientrare nel mondo delle corse, voleva farlo, aveva immaginato di farlo prima con le 6Z, poi con la TZ, e ha incaricato Chiti in particolare di gestire la fase della produzione di queste macchine, lo sviluppo, no? E Chiti era molto amico di mio zio, si parlarono all'epoca e stabilirono di costituire questa società, l'Autodelta, è stata fondata a Udine nel 63 e la sede è a Feletto Umberto. Mio zio, che era una persona schiva, molto riservata, aveva in mente, il suo sogno sarebbe stato quello di creare una piccola Maranello in terra friulana, a casa sua, no? E questo era proprio un po' un'intenzione latente, ma comunque realistica. E è partita questa iniziativa in maniera, se ne parlava prima con Spada, all'epoca non c'erano tanti processi, cominciava, si faceva, si mettevano vicino due meccanici, si provava. Mio zio all'epoca era concessionario delle Innocenti, mio padre, ingegnere, lavorava all'Alfa Romeo, era appena lavorato al Politecnico, quindi sono partiti con questa iniziativa che subito ha raccolto consensi, ha raccolto interesse, attenzione da parte sia dei meccanici sia dei tecnici, e diciamo è stato un avvenimento che comunque ha portato dei risultati veloci, molto positivi. E quindi diciamo questa piccola storia che è nata a Udine, a Feletto Umberto. Io tra l'altro sono ancora, diciamo, i locali dell'Autodelta esistono ancora, sono di proprietà mia in questo momento, c'è tutta la sede, ho ancora ovviamente tutta la documentazione, ho tutti i rapporti, tutti i contatti, tutti i contratti fatti all'epoca con la Alfa Romeo, ho i riferimenti di ogni macchina, telaio, abbinamento motore, per cui diciamo
tutta la parte originaria è rimasta lì, perché a un certo punto l'Alfa Romeo ha deciso di trasferire tutto a Milano. Ha trasferito al Settimo Milanese, a Udine è rimasta 2 anni tra una cosa e l'altra, poi nel 65, fine 64-65 è andata, no? Ecco, è andata a Settimo Milanese. Mio zio assolutamente non ne ha voluto sentire parlare di trasferirsi, ha mantenuto i rapporti con Chiti, però è rimasto a Udine, quindi Chiti ha proseguito diciamo, l'attività a Milano. Una cosa è rimasta friulana, finché se ne sono accorti i grandi dirigenti dell'Alfa Romeo, perché le targhe delle macchine, no? Fino alla fine degli anni 60 tutte Udine, perché la sede legale è rimasta a Ferreto, finché a un certo punto Piero Massaccesi dice: ma com'è che corre in tutto il mondo questa targa? Ma Udine, perché Udine? Perché Udine 12, Udine 11. E addirittura c'era una gigantografia ad Arese dietro con 2 GTA che saltavano con la targa Udine. Mio padre tornò dopo un anno di quegli anni lì, a un certo punto la targa era stata cancellata proprio perché non si poteva assolutamente immaginare, no, che una macchina del genere, Alfa Romeo, perché poi è diventata effettivamente la storia proseguita come Alfa Romeo, potesse girare il mondo con la targa Udine. Ecco, noi parliamo di storie di 50 anni fa e sembra la storia della macchina e dell'automobile a un secolo di vita, un secolo e 20 anni. No? Parlare di storia di 50 anni fa sembra di parlare di preistoria, effettivamente come venivano pensate, realizzate, prodotte, i rapporti umani che esistevano. Il Carlo Chiti arrivava a Udine con una Giulia Rosa 1600, un po' banco di prova anche quella, perché mio zio li montava, faceva coi cani, arrivava di notte, la sera, facevano viaggiare queste sale prova tutta la notte. Potete immaginarvi un comune piccolo, Falletto Umberto, questi motori che viaggiavano tutti scatenati. Adesso ci si scatena sulle discariche, quella volta è un disastro. Poi lui, tutti fermi lì, fine settimana, a mezzanotte ripartiva e non lo si vedeva ancora per una settimana. Un personaggio incredibile, assolutamente funambolico, persona molto interessante. Ecco, e diciamo, quello che adesso c'è un piccolo ritorno, introduco una cosa, dopo se ne parlerà, perché noi abbiamo organizzato, era presente anche, se ne parlava, era con le Spada, 20 anni fa, un raduno a Udine. Mio zio è mancato nel 95, Carlo Chiti deve essere mancato, adesso non so, qualche anno, 92, pochi anni prima, e abbiamo voluto portare a Udine, siamo riusciti a portare a Udine una decina di TZ, c'era Dorozecolo, c'era con le Spade, c'erano altri piloti, c'erano collezionisti appassionati. Abbiamo ripercorso con queste macchine le strade e i posti dove venivano testate. All'epoca presentammo in questa manifestazione un telaio che adesso è stato, diciamo, nominato TZ0, che era di proprietà di un comune amico che conosciamo, toscano anche lui, tanto si parlava dei toscani che c'entrano molto in questa storia, e che era il primo prototipo, il primo studio fatto su questa macchina. Questa macchina è stata presentata all'epoca, poi per varie vicissitudini diciamo era stata smembrata, perché la storia, anche io per primo, perché essendo nato in questo mondo ho realizzato tardi anch'io che, diciamo, il mondo da coltivare, perché per me era naturale, cioè vivere con queste macchine che correvano, no? Con questi piloti, cioè per me non è stata. Poi in anni recenti, cioè parlo degli ultimi 15-20 anni, ho realizzato effettivamente il valore di questi. Io sono nato con la mia macchinina a pedali in mezzo alle TZ, per cui per me non era una cosa da dire, che roba strana, era una cosa naturale. Ecco, adesso per questo telaio è ritornato in Friuli, cioè diciamo, è ritornato dopo 20 anni, ovviamente non è stato, era passato anche per i Friuli, ed è oggetto, poi penso se ne parlerà, di un intervento importante di restauro, di costruzione, diciamo, per riportare all'origine, ad opera di un altro friulano, per cui diciamo comunque in qualche modo il Friuli in questa vicenda è sempre presente. Avrebbe dovuto essere più presente nell'intenzione di mio zio, ma non è andata così, ma va bene così lo stesso. Ecco, questo è, diciamo, a grandi linee la storia e le motivazioni per cui
cui l'Autodelta è nata a Udine. Storia di cani, mio zio aveva i boxer, era innamorato di boxer, per cui si litigavano anche sulla razza, perché lui aveva il boxer, l'altro... E l'Autodelta aveva nel capannone anche una volpe, c'era una volpe, ma lei è venuto mai a Udine all'epoca? No, io ero giù a Milano. Metteva a Milano. Ecco, c'era anche la volpe che i cani vedevano non tanto bene, no, ovviamente. Ecco, e niente. La storia della volpe, sì. Ecco, perfetto. Tutta questa vicenda è stata perché mio padre in tutto ciò, che era giovane ingegnere politecnico e faceva un po', diciamo, tenere i contatti qua da Milano, ha scritto un libro. Questo libro sull'Autodelta narra proprio della fase dell'Autodelta in genere, ma con particolare riferimento alla fase friulana, le origini proprio, la partenza, diciamo, adesso sarebbe una start-up. Comunque questo è quello che è stato realizzato sull'Autodelta. Io ringrazio e cedo la parola al moderatore, immagino. Benissimo. Allora, vorrei aggiungere per amore di verità che quando è stato fuori il nome Autodelta, noi a quattro ruote ci guardavamo negli occhi, ma chi sono questi qui? Ma che cosa? A Udine. E a Udine fanno delle automobili. Poi naturalmente, passati i primi momenti di puzzetta sotto il naso, perché per noi se non era Lotus non valeva niente, se non era Cooper non valeva niente, Ferrari e così via, abbiamo cominciato a capire il potenziale di quell'azienda, lo straordinario lavoro fatto da Chiti con le maestranze di quell'azienda e poi tutti i pasticci che faceva Chiti lì a Settimo Milanese. Ma fu veramente una sorpresa non solo per noi giornalisti italiani, ma anche per gli stranieri, perché finalmente diciamo piccolo costruttore, pur con un blasone, riusciva a dare la paga di brutto agli inglesi. perfetto. Allora abbiamo parlato di Autodelta, Chiti, Pizzola, e dall'Autodelta sono uscite le SZ, le TZ, le TZ2 e allora a questo punto cedo la parola a Ercole Spada che le ha disegnate. La storia è molto lunga, cioè adesso sto cercando di vedere come mai siamo arrivati a questo prodotto che erano le TZ, partendo da un Alfa Romeo, una carrozzeria Zagato e uno che da piccolo disegnava dappertutto automobili, tutti i pezzi di carta bianca che trovava anche sui libri di scuola dove c'era del bianco, disegnavano le automobili. Per Alfa Romeo è chiaro, doveva tenere sempre alto la sua vocazione sportiva. Zagato non era una carrozzeria come ce n'erano una decina, non so quante, quindicina a Torino. C'erano i carrozzieri, cosa facevano? Per ogni modello di serie che usciva facevano l'interpretazione e la maggior parte si ispiravano alle cose americane, cioè c'erano tante pinne, tante cromature. Zagato invece, siccome lui stesso correva, doveva fare delle cose funzionali, tutto quello che c'era in più, peso, niente cromature, niente cose, alluminio, e direi che un po' come è stato accennato prima, cioè la partenza possiamo dire che è stata la Fiat 8V con cui Elio vinceva sempre. Allora, andando un po' indietro, nel 1957, quando uno dei lettori di periodo sfascia la sua sprint veloce, va da Elio e dice: senti, fammi una carrozzeria come la tua 8V. Fa la SVZ che, come è stato detto prima, vinceva davanti alle ufficiali dell'Alfa Romeo. Oltretutto i altri corridori che compravano la sprint veloce dall'Alfa Romeo, andava da Zagato, faceva togliere la carrozzeria nuova e montava quella. E così ha indispettito un po' l'Alfa Romeo. Alfa Romeo dice: va bene, allora io faccio fare da Bertone una super aerodinamica che sarà stata poi la SS, ma che non andava neanche a pigliare, proprio completamente sbagliata. Allora a questo punto dice, va da Zagato e senti, fammene 100 e facciamo la SZ. La SZ vinceva, però era una vettura nata da una vettura di serie,
cioè una berlina di serie, vuol dire che aveva il motore messo sulla sala anteriore, il posto di guida avanti per lasciare il posto ai passeggeri dietro, accorciando il passo, però tutto il peso era davanti, vuol dire che quando si entrava in curva tendeva a andarsene. I limiti erano quelli. Infatti quando sono comparse le Lotus Elite, che erano nate col motore piazzato bene, centrato, così non c'è da fare, allora Elio non poteva perdere, dice lavoriamo sull'aerodinamica. Allora lì comincia tutta la storia di fare le prove. Io disegnavo delle forme da mettere, cioè sulla sua vettura che usava per percorrere, io disegnavo delle carenature posteriori che dal taglio porta indietro, questi enormi gusci monopezzo veniva applicato sulla vettura, veniva avvitato, nastrato, e io e lui andavamo a trovarle sull'autostrada. Queste famose, probabilmente l'ho già raccontato tante volte, ma scusate, i vecchi ripetono sempre le stesse cose. E così, provando se c'era qualche miglioramento, cioè io semplicemente prendevo chilometro dopo chilometro il tempo prendendo nota, tornavamo indietro, toglievamo tutto quanto, si riprovava gli stessi chilometri a vedere se c'era qualche miglioramento. Non c'era stato un granché miglioramento fino a quando le reminiscenze, dico, ma negli anni 30 c'erano due professori tedeschi, Wunibald Kamm e König Fasselfeld, che avevano teorizzato una coda più o meno aerodinamica, però tagliata nettamente, avrebbe dovuto togliere la turbolenza. Infatti abbiamo fatto questa forma che è stata la coda tronca. La coda tronca abbiamo guadagnato quasi 20 km, perciò abbiamo tornato a vincere. Contemporaneamente l'Alfa Romeo stava progettando un telaio tubolare fatto da Busso, che prima aveva cominciato a farlo con l'Abarth, poi l'hanno portato in casa, ha fatto il telaio tubolare, che è diventata, io ho avuto l'incarico di fare la carrozzeria. Come sappiamo, abbiamo visto delle foto, Busso voleva uno Spider, lo Spider naturalmente non era veloce abbastanza, e allora a quel punto lì ha rifatto tutto, ha fatto quella berlinetta che poi è stata quella che si chiamata Giulia TZ, comunemente detta adesso TZ1. Questa vettura però aveva delle proporzioni diverse, aveva l'abitacolo molto tirato all'indietro, naturalmente per distribuzione di pesi migliori, e così mi sono trovato a trovare un taglio netto della coda abbastanza grande. Allora, per togliere un po' di peso, anziché avere quel taglio netto come ho fatto sul 6Z, ho fatto questa parete un po' sfondata in questo caso. Credo che abbia migliorato un po' anche l'aerodinamica, poi abbiamo aggiunto addirittura un risvoltino, e qui è diventata una vettura vincente. Contemporaneamente c'è stato il problema, appunto, come è stato accennato, di chi la deve costruire. Il telaio veniva fatto a Pasignano sul Prasimeno da Lambrosini, no? Veniva da Zagato, dove montavamo tutta la carrozzeria e verniciata finita, andava a Feletto Umberto, dove venivano montati i gruppi meccanici. Quando ha cominciato a diventare un po' meno competitiva, è stato elaborato dunque il motore è stato portato col carte secco, doppia accensione, il posto di guida abbassato, portando il piantone di guida sotto quel famoso tubo ovale, no, che attraversava. Perciò molto più abbassato è venuta la versione che si è chiamata TZ2. A questo punto erano uscite anche delle gomme più larghe ed è stata quell'arma vincente di nuovo, che per un paio di anni, fino a quando poi è stata sostituita dalla 33 e così. Cioè questo è stato un po' il mio contributo allo sviluppo di questa vettura. Un approfondimento sulla coda tronca. La vuole vincere sulla sua. No, ce l'ho già, sulla mia c'è già. No, ce n'è già una. No, io ho già una coda tronca che è la Giulio Zagato. Voglio dire, no, l'esperienza
maturata dall'SZ coda tonda e poi le modifiche fatte per avere la coda tronca che poi è stata utilizzata su varie altre Alfe e Alfa Romeo recenti. Sì, partendo dalla sezione che è quella della che se taglio la vettura appena c'è il taglio porta posteriore, partendo da lì io avevo disegnato una forma che si rastremava, si può dire, parallelamente su tutti e tre i lati, e a un certo punto un taglionetto proprio piatto. È stato così, proviamo così. Quando abbiamo visto che avevamo guadagnato 18 km all'ora e siamo tornati in stabilimento, ci guardavamo sta roba e abbiamo detto adesso la facciamo questa roba qui. Sembrava improponibile, però siccome andava l'abbiamo fatta così. Questa vettura, proprio quell'esemplare lì che avevo usato per fare le prove, che poi Elio ha tagliato e modificato come coda tronca, è stata ritrovata quest'anno da un collezionista in Corrado Lo Presto, l'ha trovata a Filadelfia, l'ha riportata in Italia, l'ha presentata a Villa d'Este con non so se avete visto le foto, la divisa a metà l'ha lasciata così come l'ha trovata, l'altra metà ha fatto un restauro conservativo, cioè cercando di riappiccicare la vernice dove si trova. È stata una cosa molto interessante e per la prima volta l'UNESCO ha inserito l'auto come patrimonio culturale dell'umanità e ha scelto questa macchina. Perciò dobbiamo essere di questo riconoscimento. Beh, se posso dire ancora, per me è stato, cioè, dopo questo coda tronca applicata sia sulla TZ, poi sulla Junior Z, che era anche una bella coda tronca, quando poi ho lavorato nelle vetture di serie, per esempio anche in BMW, che aveva una galleria del vento vera, non solo l'autostrada dove era a 3 corsie, dove in mezzo si sopravviveva, era una roulette russa, no? Perché c'erano i sorpassi nella corsia centrale. E lì ho sempre applicato anche queste sulle berline un taglionetto addirittura col risoltino, anche sulle grosse berline come la serie 7, che è stato un gran successo. Poi piano piano gli altri si sono adeguati, adesso lo fanno tutti, però per me l'aerodinamica è stata una cosa così, non so, per dire scioccante addirittura, che mi ha così impregnato di questo particolare. Allora, ecco, un'altra precisazione. Nel libro che vi ho dato delle Alfa Velate ci sono delle bellissime foto del prototipo della Giulia, e se voi vi ricordate, le prime pubblicità della Giulia era l'autovettura disegnata dal Vento e facevano direttamente riferimento alla coda tronca. Allora, da quelle foto, se voi notate, il Giulia prototipo non aveva la coda tronca, aveva una coda tipo 1100. Io volevo sapere da te, c'è stato proprio questo ritorno oppure no? Cioè, l'Alfa Romeo ha imparato da te e ha preso il discorso della coda tronca senza dir nulla o hai degli altri aneddoti? Sarei un po' presuntuoso a dire queste cose, però ecco, c'è un altro particolare. Quando nelle foto che abbiamo visto in quella vettura che dovremmo restaurare, quando Busso voleva lo Spider, sapendo i problemi che ci sono, cioè chi guida uno Spider normale col parabrezza sa benissimo che gli viene la pettinatura così perché l'aria viene da dietro. Allora, per cercare di eliminare queste turbolenze, avevo fatto due rilievi dietro le spalle e questi rilievi sono arrivati fino in fondo, fino allo specchio finale, ma questo perché veniva naturale, non tagliando. E questo l'ho rimesso sulla Giulia, anche se sulla Giulia non aveva nessun problema, nessuno scopo. Però è rimasto sia questo e sia, appunto come dicevi, hanno fatto proprio riferimento a quegli esperimenti lì, a queste cose. Non avevo detto perché poi, sai, l'aria è sempre difficile convincerla a fare quello che vuoi, perché
però in quel caso lì ha funzionato anche sulla Giulia. E sono rimasto un po' sorpreso nel vedere ripreso questo motivo che in quel caso lì non aveva senso, perché però avranno detto, senti, se quello andava facciamolo così. Non mi hanno chiesto niente perché l'ho fatto, ma si vede che hanno copiato, giusto? Volevi aggiungere? 3 cose rapidissime. 1, è vero che la Giulietta SZ sia corta sia lunga, aveva l'impostazione dell'auto di serie. E io me ne sono accorto a Nürburgring in una gara di campionato europeo, quando uscendo da una chicane tutta manetta ho preso il cordolo, ho superato la barriera di sabbia e sono andato a finire contro i pneumatici. In quel momento io ho visto il volante che arretrava verso il mio sterno e mi sono detto no, con questa auto qui non si può correre in questo modo, è un peccato, si rischia di andare all'altro mondo. La coda della Giulia, la Giulia non si vendeva, proprio non andava neanche a spingerla. Berlusconi, responsabile dell'ufficio stampa della Lancia, inventò quello slogan straordinario: Giulia l'ha disegnata dell'Alfa, Giulia l'ha disegnata il vento, e l'auto cominciò ad andare. La gente colse questo messaggio e andò, e cominciarono finalmente le vendite. Ecco. Per quanto riguarda Spada, il maestro del colore, come lo direi io, perché oltre ha fatto, secondo me, da un punto di vista così puramente estetico, di grande piacevolezza, era l'SZ, era un piccolo gioiellino che gli inglesi guardano ancora adesso molto. E per quanto riguarda la coda lunga con le appendici, Moroni e Zanardi mi raccontarono i risultati della prova che lei aveva fatto insieme a Zagato. Ho detto, Marcello, ma che quell'auto lì andava come una bestia con quei pezzi di lamiera lì. Grazie. Per arrivare alle auto di serie si parte da alcuni auto di serie che talvolta sono capolavori, come in questo caso, si parte da alcuni prototipi e noi oggi qui abbiamo il proprietario del prototipo della TZ. E quindi adesso ci racconta un po' di storia di questa macchina. Sì, vorrei accennare qualcosa a questo progetto, perché forse non è stato detto. Quando Alfa Romeo ha fatto la prima, questo telaio si chiama 10510 ed era ancora con un motore 1300. Mi pare che questo motore era già forse doppia accensione e forse aveva un albero gomiti Hirt di quelli scomponibili. È vero? No? Sì? Che è una cosa che facevano solo i tedeschi prima della guerra. Poi quando siamo passati alla categoria 1600 si è dovuto, che si chiama 10511, a me ha preso il motore della Giulia e ha modificato quello, perché anche le sospensioni anteriori erano quasi uguali a quelle della Giulia, con un puntone, mi ricordo, invece i posteriori erano indipendenti. Adesso vediamo se ci fa vedere magari qualche foto o qualche cosa. Io sono un paziente. Sì, buongiorno a tutti. Io non saprei più di tanto cosa aggiungere a quello che è stato detto fino adesso. Io sono stato invitato perché ho avuto la fortuna di entrare in possesso del telaio del motore, quindi la meccanica completa del prototipo della TZ, grazie anche all'intervento dell'ingegnerizzata. Sì. Approfitto. Quando, dopo aver fatto le prove con lo Spider che non andava, io gli ho disegnato quella carenatura lì, però senza finestrini, solo per vedere, anche per l'effetto di il retro comunque è vetrato, giusto? Quella fascia posteriore vetrata. No, qui non era vetrato. No, sopra la targa. Sopra la targa? No. Sì, per magari vedere cosa succede dietro, però uno che guida deve andare davanti. Io ho conosciuto l'ingegnere solo su lui aveva lavorato ancora con il vecchio Porsche e forse con Eber Roster sulla Auto 1,
E quando Hans Stuck tornava diceva ma questa macchina non frena, no? Quindi diceva che non frena. E Porsche diceva ma lei non deve frenare, lei deve... Ecco, qui abbiamo fatto una selezione di alcune foto della macchina, queste sono foto storiche, dove si vede l'auto è nata Spider, ecco quel movimento doppia gobba che poi è stata ripresa dalla Giulia di serie. Infatti quando finisce con questa forma è perché nasceva così, ma sulla berlina che aveva un moto dietro. E quindi l'auto è nata così come la vediamo, quindi con Spider, ha fatto, se non sbaglio, mi corregga, ha fatto delle prove all'autodromo di Monza con Salvo Sanesi in questa conformazione, e poi sempre partendo dal concetto di sperimentare è stato aggiunto l'hardtop e si è visto che con l'hardtop la macchina correva molto più veloce, quindi poi si è deciso di fare la TZ di serie chiusa, quindi coupé, non più Spider. È una bella linea, sì. Ricollegandoci al discorso di prima del motore 1300, doppia accensione con albero IRT, la potenza del motore è la stessa poi del 1600, quindi diciamo che avevano azzardato delle soluzioni tecniche, quindi albero IRT e doppia accensione, che hanno dato una potenza pari a 130 cavalli, che poi è la potenza che aveva il motore 1600, quindi si erano sforzati anche a livello meccanico di ottenere delle prestazioni di un certo tipo. Noi siamo entrati in possesso della macchina circa 7-8 anni fa, prima ci vedeva il collezionista di Firenze, Vito Vitina Prato, e diciamo che come abbiamo trovato noi la macchina era con telaio, motore suo, quindi macchinato 10510, tutta la meccanica, mancava totalmente la carrozzeria. Ci siamo affidati a Dino Cognolato per ricreare il disegno, quindi prima abbiamo fatto uno studio, prima abbiamo fatto lo studio l'architetto Maurer dell'Alfa Romeo. No, ho solo ingrandito il mio disegno. Ok, comunque una 10 e lui ha portato una 5. noi avevamo questo disegno che però abbiamo riscontrato che aveva qualche imperfezione, quindi siamo partiti con la produzione di un modello in scala 5 in legno, su quello abbiamo fatto degli studi e successivamente Zagato ci ha dato il disegno in scala 1. Abbiamo fatto un manchen in legno scala 1 e adesso stiamo costruendo la carrozzeria, penso che nel giro di 1 o 2 anni l'auto sarà finita. E comunque anche il disegno di Cognolato, come abbiamo verificato con Ercole Spada, abbiamo dovuto modificare il muso perché una volta fatta la carrozzeria le linee non tornavano, cioè col confronto dalle foto c'era qualcosa da mettere a punto, adesso è stato messo a punto, per cui stiamo andando avanti in questa direzione. Io direi che a livello poi a livello storico non sono io più adatto a approfondire il discorso, io ho solo provato la mia esperienza fin qui raggiunta, per cui se qualcuno ha da aggiungere qualcosa ben venga. Grazie. Tra l'altro con le auto incredibili, chi per Cognolato, non solo Cognolato è un restauratore straordinario, e la Ferrari, la prima Ferrari, quella che la Ferrari spaccia come Ferrari, fatta lui, mascherone, ha costruito anche la Walker, Mercedes. Riviera. E lui ha ricostruito anche la Mercedes per il museo Mercedes, adesso non mi ricordo come si chiama, la Mercedes degli anni 30 aerodinamica che hanno presentato proprio il visto 2 anni fa. Bravissimo. Quindi anche lì hanno fatto lo stesso procedimento, ci hanno trovato il telaio, la meccanica, e lui ha ricostruito il disegno e ha rifatto la macchina. Padova, di Gonza. Di Gonza di qua, si gira a sinistra e si fa là.
tornando alla TZ, esisteva una delle prime TZ che aveva il faro quadro. Allora, la prima TZ aveva due particolari. Come ho detto prima, la forma dell'abitacolo era molto arretrata, perciò anche rastremandola al taglio netto avevo una sezione molto grande. Allora per cercare di ridurla avevo fatta un po' racchiusa su se stessa. Infatti al Salone di Torino del 62, credo, quando è stata presentata, era così e Busso ha voluto mettere i fari quadrati, che però non ci stavano in una forma morbida così. Infatti dopo li ho messi rotondi e era molto meglio. E poi durante le prove, avendo fatto un risvoltino finale, guadagnato ancora un paio di chilometri all'ora, abbiamo deciso di farlo così. I fari rettangolari non so perché le voleva cambiare, cioè non si prestava su una forma del genere. Comunque mi pare che dopo sia stata molto più equilibrata come forma, più morbida. Avete litigato con Busso, che aveva un bel caratterino? No, io ho cambiato i fari. Posso fare una domanda? In ogni caso l'estetica di quest'auto è scaturita da un'esigenza tecnica sul fatto che era tutto sbilanciato sull'anteriore e quindi dovevate porre dei correttivi per la stabilità dell'auto in curva, o è nata solamente per acquisire quella velocità in più? Lei prima ha fatto riferimento che a un certo punto la Lotus ha portato il curva di centro dell'auto al centro, no? Con un telaio specifico, e voi avevate un gap tecnico a quel punto, perché la macchina era più bilanciata, insomma, la macchina della Lotus. Questo correttivo ha ristabilito un equilibrio, o anche quest'auto il telaio è stato un po' più centrato come pesi? Beh, è chiaro, TZ hanno centrato i pesi come tutti. Non riesco a collegare le due fasi, no? E naturalmente viene un'estetica diversa, sì, con questo baricentro visivo. Retro questa macchina, questa foto qua, sembra che gli dia pesantezza sul retro, proprio per... Qui si vede per esempio quel taglio porta posteriore è quasi il sedile è quasi sulla sale posteriore, sì, cioè tutto è tutto tirato all'indietro e viene una forma anche gradevole, però qui si vede che le forme non sono ancora a posto rispetto a quella che sarà dopo. Per esempio questo un parafango che si pianta, non avevamo tanto tempo di disegnare, erano cose un po' fatte tanto per provare l'autotelaio come andava, e allora si tirano giù solo due sezioni e il patilastro le copriva. Comunque fondamentalmente quando si faceva una carrozzeria di questo tipo, cioè per una vettura sportiva, era come un vestito aderente a quello che c'era sotto, cioè cercare di lasciare meno spazio perso possibile, sia come sezione maestra, e così venivano queste forme. Per esempio, non so se avete presente la prima Aston Martin che ho disegnato nel 60, anche quella qualche giornalista l'aveva definita come il vestito di un torero, che è proprio così aderente che si vedono quasi i muscoli sotto. Ecco. Questa è un po' la filosofia di questo tipo di macchina. Era splendida la Aston Martin, la TBZ, che dava le paghe ai Ferrari a Monza, mi ricordo. Mica da Ma avendo anche un po' di tempo, no? Direi, riflettiamo se vogliamo fare un altro giro. Il computer è acceso? Non ancora. Facciamo. Vuoi aggiungere qualcosa? Grazie. No, io volevo dire una cosa, mi riallaccio
quello che facevo cenno prima, nel senso l'importanza della storia, l'importanza di una storia recente. Queste macchine, l'Alfa Romeo, questi telai, il nostro amico Vito da Prato, che è stato lungimirante all'epoca, perché quando l'Alfa Romeo, che sappiamo, allora l'Alfa Romeo commercialmente mio padre era concessionario, è finita con l'Arna, ma prima dell'Arna aveva fatto anche altre stupidaggini, no? Ecco, c'è stata una gestione sconsiderata, andavano un po' di qua, un po' di là, ecco. Per cui in tutto questo ovviamente si era perso assolutamente la storia delle origini, e ancora di più la storia di un'origine che non era neanche un'origine milanese, ma era un'origine friulana, capitata lì proprio per caso, no? Allora, questo nostro amico, che tra l'altro è un collezionista, anche un pilota, insomma, ha scritto anche dei libri molto interessanti, ha avuto la lungimiranza all'epoca di recuperare questi telai, questi pezzi che erano abbandonati nel dissesto dell'Alfa Romeo, erano abbandonati proprio, ma sì, prego, aveva fatto una trattativa, ma proprio per dire se si porta via invece che portare da Battel a rottamare. E lui ha tenuto religiosamente questi, del prototipo di questa prima macchina, attendendo l'occasione buona per farne qualcosa, perché ovviamente è un'iniziativa culturale, storica, è anche un investimento non indifferente. E la cosa bella, perché ci siamo conosciuti con Da Prato e con le Spada 20 anni fa, nel 95-96, e lì nacque forse, perché la prima volta che Vito Da Prato portò all'evidenza questo telaio, e da lì insomma mio padre si diede da fare insieme a Vito, e è stata una sorpresa bellissima quando a un certo punto i Livon, che sono delle persone, dei collezionisti, e soprattutto hanno una capacità realizzativa. Si parlava prima, no? Che adesso le macchine adesso stanno programmando già le macchine che usciranno tra 4 anni. Lì una macchina la si inventava, la si disegnava, il battilastra, provava, guardava, faceva, no? Questa manualità è importantissima per poter anche ricostruire partendo da un telaio, da un disegno, 3 foto che comunque non è che c'era quella macchina lì, sono tutte ecco, e quindi lì stanno facendo un lavoro incredibile, oltre che storico, ma proprio di produzione di qualità, di capacità di realizzare, di ricostruire. E Vito Da Prato, che adesso ha 81-82 anni, l'ho sentito l'altro giorno al telefono, lui viene circa una volta all'anno a vedere quella che lui ritiene la sua creatura messa in mani ottime, e confidiamo che entro 1 anno, 2, ma i tempi, voglio dire, non sono importanti, nel senso, nella storia dell'Alfa Romeo dell'Ottodetto, 1 anno, 2, a questo punto possiamo anche aspettarli per vedere quello che ha aspettato tanto tutti quanti, quello che uscirà. Per cui un augurio a Livon, veramente, che stanno facendo un ottimo lavoro, Spada sta seguendo, insomma, mi pare che sia una... Sono felicissimo che è tornato proprio a respirare l'aria friulana, è quello molto importante, infatti. Questo quindi quando sarà, vedremo cosa. Grande festa, se magari se possiamo essere anche... Posso dire qualche... Visto che hanno parlato dell'Alfa Romeo che come si è autodistrutta, stavo guardando oggi, c'è qualche marchio che non c'è più Milano, allora ho guardato, l'Alfa Romeo nel 22, quando ha vinto il campionato del mondo, ha messo la corona d'alloro intorno, no? Poi a un certo punto la corona d'alloro è sparita, aveva gli stemmi fornitrici della Real Casa, aveva i nodi Sabaudi li hanno tolti. Poi a un certo punto è sparito Milano perché è finita Napoli. Adesso bravo. Poi se va negli Emirati, nei paesi arabi, bisogna togliere la croce, no? Perché quelli non la vogliono. È rimasto il povero biscione che gli animalisti si opporranno, perché questo qua magari si ingosta un bambino. E posso aggiungere una cosa? Posso fare una domanda che forse un po' riporta la realtà. Io ho avuto la fortuna che ero patentata di guidare un'Alfa, è stata la macchina più ribelle che ho avuto sul comando per la donna, l'ho patentata, però è dato grandi soddisfazioni. Cos'è rimasto di tutto questo adesso? Cioè, l'Alfa cos'è adesso? Bene che viene fuori perché già... Io ricordo che anche nei miei coetanei comunque l'Alfa era sempre praticamente la macchina per eccellenza da guidare.
e io la ricordo come era un'auto 33 blu, mi prendevano per i carabinieri, però ho avuto una grande soddisfazione, l'unica che non sono riuscita a tenere alcune curve e la ricordo con molto piacere. Però adesso tutta questa storia, tutto quello che è stato l'Alfa, che cosa c'è attualmente sul mercato delle macchine? Cosa è rimasto dell'Alfa? Tutto questo percorso, tutto questo bagaglio. Qui posso parlare io come giornalista. Ci sono le Fiat, sono delle Fiat travestite da qualche cosa altro e sono delle vetture che non hanno l'anima del progettista, che lui ha vissuto, perché lui ha vissuto il Busso, le varie personalità che progettavano le automobili, e quelle automobili, non dico macchine, quelle di adesso sono macchine, quelle erano automobili con l'anima di chi le aveva pensate e disegnate, e quest'anima saltava fuori. E poi c'erano loro, i grandi artisti della carrozzeria, i grandi couturier, che facevano delle linee che sposavano perfettamente lo spirito di quella meccanica. L'ultimo di questa categoria per me è stato Colin Chapman, perché era innamorato della meccanica, disegnava delle automobili straordinarie meccanicamente e poi contribuiva con questa meccanica a fare delle automobili anche esteticamente piacevoli. La Lotus Elite è una bella, a me piace molto. E qui voglio dire una cosa rapidissima: perché prendevamo la paga dalle Lotus Elite con l'SZ? La prendevamo perché la Lotus Elite aveva un motore Coventry Climax 1216 che, vi raccomando, la correttezza degli inglesi alla Fish, quindi lascio immaginare voi le cilindrate reali. Mi è capitato anche al Nürburgring di farne smontare una ed era un 1600, non era un 1300. Vabbè, anyway. Poi aveva le ruote indipendenti, noi avevamo il ponte rigido, loro avevano un'auto bloccante e avevano 4 freni a disco. Era un'automobile da corsa, progettata solo per correre e nata solo per correre. L'SZ era la elaborazione in tema corsaiolo di una vettura assolutamente normale. Mi sbaglio? Una berlina, sì, come ho detto prima. Era una berlina travestita da corsa. Volevo aggiungere, ma proprio per spiegare alla signora, io ho fatto 10 anni in Zagato, poi ho fatto 6 anni alla Ford, poi sono stato 7 anni alla BMW. Quando sono tornato all'Istituto IDEA ho avuto l'incarico della Fiat di fare una serie di vetture che avessero parti comuni al massimo. Adesso vi elenco: la Fiat Tipo, la Fiat Tempra, la Lancia Tetra, hanno tutte lo stesso anello vanoporta, la stessa, non sottopianale, tutto lo stesso parabrezza, tutte le stesse, la parte proprio il parafiamma dove c'è un concentrato di... Perciò avere le stesse anelli vaniporta e dare alla Lancia un'immagine più di eleganza, alla Fiat un'immagine più di utilitarietà. E questo credo di essere riuscito, anche se... Ecco, a questo punto la Tempra non era ancora uscita e la Fiat ha comprato l'Alfa Romeo. Allora Ghidella viene e mi dice: mettiamoci lo scudo davanti e facciamo la nuova Alfa Romeo. No, per piacere. Però allora ho rifatto il frontale. Comunque la struttura è sempre quella della Tempra. La struttura, cioè le porte sono le stesse della Tempra, che alla terza fase di stampaggio gli ho fatto fare una specie di imprimitura sul fianco che ricordava un po' quello della 164, tanto per ricollegarci un po'. Ho fatto un baule molto alto, è uscita la 155, che poi ha vinto il DTM, che era Deutsche Touren Masterschaft fatto per i tedeschi, noi l'abbiamo vinto, a parte questo. Cioè, per dire, quando poi uno si siede dentro e trova gli stessi comandi devio della Tipo, dice: ma cos'è quella roba qui? Questa qui è una Fiat travestita. Il motore magari era un po' diverso, però motori Alfa non ce n'erano più, c'era in giro quel 6 cilindri terrificante australiano.
6V era russo anche quello. No, quello australiano. Da Holden, che anche quello che non andava neanche. Cioè di Alfa Romeo neanche il motore, che una volta era qualcosa. E così. Come ha fatto anche con la Lancia, quando l'hanno comprata l'hanno ammazzata, ha fatto una beta. Quella serie di beta che gli inglesi dicevano la Lancia è l'unica casa costruttrice che riesce a far arrugginire la plastica, tanto era una cosa proprio per ammazzare il nome. I tedeschi chiamavano l'Alfa Romeo Alfa Rosteo, per via della ruggine, perché faceva ruggine in sottoporta con il sangue. Cioè, parliamo qualcosa di più bello anche. No, il discorso della Lancia, io sono un lancista di vecchia data, ho avuto delle Alfa Romeo, ho corso anche con le Alfa Romeo, ma in casa nostra ci sono sempre state Lancia. La Lancia è stata uccisa scientemente dalla Fiat perché gli Agnelli non hanno mai perdonato a Vincenzo Lancia di aver lasciato la Fiat e di aver progettato delle automobili che erano molto meglio delle loro, assolutamente, non gliel'hanno mai perdonata. E i due rampolli, Gianni Lancia e Gianni Agnelli, non si frequentavano a Torino, si detestavano. Questo me l'hanno detto degli amici loro che raccontavano queste storie. Purtroppo tutto questo si è riversato e poi è andato dentro un personaggio che quando ha visto le Lancia del museo, quelle che ci sono tutte, comprese l'Appia, con cui ho fatto 160.000 chilometri, mi ricordo, voleva vendere tutto perché tanto la Lancia non interessa a nessuno, come non interessa a nessuno. E B20, e la carriera panamericana, la Stratos, poi così va il mondo. Allora parliamo sempre di Alfa e in positivo, le principali vittorie che possiamo ricordare, maestro? Dell'Alfa? Ha vinto tutto? Possiamo dire No, io spenderei 2 parole sul T-Super, non l'abbiamo toccato in questo momento, no? E il vero rientro ufficiale dell'Alfa Romeo è proprio col T-Super. E il T-Super per circa un anno e mezzo è riuscito a dare la paga alla Cortina Lotus. Poi la Cortina Lotus è riuscita ad aggiornarsi. C'era il Barbetta che andava con una e il T-Super è cominciato a prendere le sante ragioni. Da lì credo proprio che sia nato forse il TZ. O no, il TZ era già in gestazione, a dire la verità, però è un'altra categoria. Però forse a quel punto hanno spinto fortemente sul GTA. Mi piacerebbe sentire qualcosa sul T-Super, che non ne abbiamo parlato affatto, ma però... Io la partenza della GTA la so da Busso, il progettista di una parte delle Alfa Romeo, perché una parte le ha fatte lui era il braccio destro di Santa, e è stato quello che poi ha fatto le altre automobili. Busso mi ha confermato, e io l'ho scritto anche nel libro, quello SZ e TZ, che è stato Massacesi che voleva fare un'automobile derivata dalla produzione e la TZ non era un'auto derivata dalla produzione, era un'auto speciale fatta per le corse, nata per le corse. Quindi... No, questo è vero, però il T-Super, loro avevano spinto sul T-Super che era una macchina di serie, il T-Super ha retto per un anno. Sì. Dopo, quando non ha retto più l'anno, da quanto poco so, hanno recuperato il progetto del TZ e l'hanno spinto perché hanno detto questi se no scompariamo. Non mi combinano le date, non sono... Infatti secondo me erano due prodotti che stavano andando avanti contemporaneamente, però il TZ forse era stato lasciato un po' indietro e poi a un certo punto l'Alfa Romeo ha rispinto sul TZ perché il T-Super non andava più. Mi ha dato un elemento di ricerca, andrò a verificare. No, perché c'è questo passaggio T-Super che funziona per un anno funziona, poi la Cortina
lo raggiunge e lo supera, e a quel punto il super non vince più perché era troppo pesante, eccetera. Prima che uscisse il GTA hanno buttato fuori che il GT, se non sbaglio, era anche un po' preparato ma non riusciva Nel frattempo penso che abbiano rispinto ancora quel TZ, che se no sarebbe stato lasciato un po' indietro per il discorso Come giornalista la ringrazio perché mi ha dato un elemento di ricerca in più. Grazie. Però le date bisogna vedere se collimano o non collimano. Molte grazie. Posso aggiungere qualcosa su, cioè non voglio entrare nella storia dell'Autodelta, però quello che avevo saputo io, quando l'Alfa Romeo cercava chi dovesse farlo, si erano rivolti alla Serenissima, dove lavorava Kitty, che però la Serenissima stava chiudendo. E allora pare che una volta, trovandosi appunto con suo padre e con suo zio, Kitty ha detto "oh via, la si fa noi", e questa famosa frase che ho sentito dire ed è nata. E difatti, perché all'inizio Kitty era ancora impegnato sulla DS, Sasso Marconi, faceva tutti i giri. Io tra l'altro ho ancora, mio zio l'ha tenuto per 30 anni in salotto, uno dei motori della TS in Formula 1, l'8 cilindri doppia accensione, c'è una foto qua da qualche parte, credo ce ne siano 2 o 3 di quei motori. E sempre storie, perché sono storie di persone, un nostro, anche per dire come poco venivano valutate queste, no? Mio zio aveva questo motore in soggiorno, sono lì vicino alla cuccia del cane, e un giorno un nostro meccanico, Lollo, non so se, ha detto "ma io sto facendo autocross, vorrei provare ma dico, quel motore lì come va?" Fa "ma sì, va", mio zio va su di giri un po', si va potente, no, insomma deve aver montato sto motore a sbalzo su una 600. Sì, andava niente all'inizio, poi decollava, praticamente si mancavano le arie. Ecco, per cui questo motore di Kitty ha corso un campionato regionale di autocross su una, si diceva dove è finita l'Alfa Romeo, dico. La storia, sì, difatti. Poi è stato tolto perché ovviamente la macchina stava solo col motore, stava con le ruote alte davanti, no? E questo motore ce l'ho da me, è lì, adesso dovrò rimetterlo in salotto, adesso devo lucidarlo. Ecco. Lo metti in moto in salotto. Sì. Ecco, per cui poi la storia della Giulia Rosa di Kitty che faceva i giri Sasso Marconi, per sempre Milano, prima Audi, poi scaricava il carro ai cani, ripartiva, era un assoluto delirio. E anche l'origine del Delta, del nome Autodelta, ci sono varie storie, perché poi ognuno poi non sono più presenti, però alla fine quella che è sempre più coerente è proprio questo triangolo, che era il triangolo fatto da UD, diciamo Milano, mettiamo centro Milano, Kitty, non si sa, cioè un giramondo, ma Sasso Marconi e Feletto, diciamo, era questa triangolazione, perché poi mio zio era a Udine, mio padre seguiva il progetto in quegli anni, perché era giovane ingegnere in Alfa Romeo, seguiva il progetto di quei motori lì, faceva un po' da trade union tra i due, e Kitty che in questo triangolo impazzito continuava a spostarsi secondo logiche assolutamente sue. E comunque è rimasta, di tutto ciò è rimasta, perché io ho la saletta originale dell'epoca col banco prova, sì, con tutti i comandi, con un sacco di materiale. Ho il casco di mio zio della Ferrari, perché mio zio poi era collaboratore in Ferrari, era responsabile in pista della parte dello sviluppo delle macchine, con Bizzarrini, con Giotto, sì, Toscanaccio, no? E mio padre all'epoca studiava a Milano, e ovviamente per andare alle Mans da Maranello si facevano i call-out per strada, perché mio zio passava lì con le ultime 2 o 3 Ferrari pronte, si fermavano, bevevano un taglio, un caffè, quello che c'è, e via su, a riandare. Insomma, era un mondo così, era un mondo che adesso l'Alfa Romeo, cioè non solo l'Alfa Romeo, diciamo altri marchi sono stati più bravi dell'Alfa Romeo a rivalutare la propria storia, perché insomma adesso Arese, io non sono ancora andato a vederlo, però forse da vedere, però i musei della... è bello, sì, no, è andato mio figlio, mi ha detto molto bello, devo andarci, devo organizzare una... Ecco, però altri marchi...
È sabato prossimo, va bene, ecco. Per cui diciamo l'Alfa Romeo in tutto ciò, sì, l'altro giorno è una cosa che non c'entra niente, ma Marchionne e la Fiat mi hanno dato aziendalmente in prova, adesso la Fiat esce anche con un pick-up, no? Un pick-up, si chiama Fastback, questo pick-up. Dico, vado da questo concessionario, mi l'ho dato in prova una settimana per motivi commerciali, mi dico cos'è questa macchina? Qua di Fiat c'è solo il logo sul volante e dietro o davanti è una Mitsubishi fatta in Thailandia, però track, hanno appiccicato Fiat, e questo è come si fa nelle macchine adesso, no? Alla fine. Questo è un po' purtroppo. Comunque va bene, pensiamo alle nostre, io mi sono fermato agli anni 70, per cui quanto mi riguarda. Per vedere come sono cambiati i tempi, mi ricordo, io abitavo a Milano in Piazza della Repubblica, al primo piano di questa casa stava Corrado Millanta, che Spada conosce bene, è uno dei grandi fotografi italiani, concessionario dei sincronizzatori Porsche per l'Europa, degli snodi Ehrenreich dello Sterzo, degli alberi motore Hirt scomponibili che forniva mio papà quando mio papà faceva gli aeroplani. Bene, allora un giorno io sento suonare il clacson, vedo la testa pelata di Corrado che salta fuori dalla finestra e vedo dal benzinaio davanti un B20. Era un B20 targato Ancona, mi pare, di Bonetto. Era Bonetto che veniva, Felice Bonetto, che veniva a prendere Corrado Millanta e andavano a Lupoli a fare la 1000 chilometri. Facevano Milano-Eifel, ha fatto la corsa, ha vinto la classe, è ritornato il mercoledì, si è fermato in Millanta, si è ripreso le sue valigie ed è rientrato in casa. Questo per dire come allora le bisarche, ma non sapeva nemmeno cosa fossero. La Lancia è andata a Le Mans da Torino, quando hanno vinto la classe con l'Aurelia per la prima volta, e lo stesso gli altri. Noi stessi quando si andava a correre a fare le gare in salita che stavi male tutta una settimana per giocarti tutto in 3 minuti, 4 minuti, si andava con l'automobile su da Milano a Trento, a Podone o che so io, e si dormiva in macchina. Sempre ha accennato le bisarche, c'è un aneddoto, una storia simpatica che è capitata in quegli anni in cui veramente si tentava di fare tutto con poco. L'Alfa Romeo pressava per avere queste macchine, queste TZ, erano in ritardo alla consegna, insomma mio zio che era poi responsabile della produzione, era quello che poi le prove le faceva, era in ritardo, insomma vi garantisco lunedì ci sono, fa queste macchine, chi ti era andato venuto, mio zio diceva come cavolo adesso mando giuste 6-7 macchine a Milano, no? Era un giovedì pomeriggio, no ma a tutti i costi lunedì arrivano, mentre è al telefono con questi qua, Busto, so chi fosse che protestava perché non erano queste macchine, vede entra mio zio all'epoca, l'ho detto prima, era passato dalla Ferrari per arrivare all'Alfa Romeo attraverso la Innocenti, era rivenditore dell'A40, c'è questa la Hostess, ecco. Insomma, mentre al telefono con qualcuno di Milano che era lì che protestava, vede entrare la bisarca della Innocenti che consegnava 7-8 macchine, un bel camion verde, Leila, non so cosa, ma no, si fa, si sente, credo con Kitty, insomma, tanto hanno fatto che hanno caricato le prime DZ, credo, sulla bisarca delle Innocenti, hanno convinto l'autista, gli hanno dato qualcosa ad andare giù a Milano. Passa il fine settimana, lunedì mattina, tutti incazzati quelli della Innocenti perché hanno usato il camion della, e quelli della Alfa Romeo che si sono visti arrivare nei loro piazzali un camion verde con le TZ, sono un disastro, perché dicevo che le prime TZ sono arrivate a Milano per merito degli inglesi, di macchine inglesi, tra l'altro. Questo è stato proprio, poi dopo tutto si è sistemato, si è fatto, le macchine arrivate, però questa è stata proprio una bisarca, quella volta lì, per fortuna che c'è stata questa bisarca. Qualche domanda? Sì, noi in Italia grandi carrozzieri li conosciamo, persone, Pininfarina, Abarth e ragazzi. All'estero esisteva una scuola in Germania, in Inghilterra, in Francia,
pari livello o erano più avanti sulla motoristica, sui telai? Io ho sempre saputo che gli inglesi hanno sempre fatto dei grandi telai, insomma. Rispondo parzialmente io, poi passo la parola a Spada. Allora, secondo me, opinione del tutto personale, i francesi, a parte Figoni, Falaschi, non hanno mai avuto dei bravi disegnatori. Le auto francesi fuori serie erano sempre pacchiane e pesanti, a parte qualche Delage e Delahaye e qualche Talbot. Gli inglesi non avevano una tradizione di carrozzieri, ma di, come dire, di lavorazione dei materiali, di lavorazione dei lamerati e di accuratezza nel fare le automobili. I veri possessori dell'ingegno, dell'arte di disegnare siamo noi. Lo stiamo perdendo adesso perché vengono fuori delle schifezze, se ne parlava proprio ieri sera con Spada, con tutti questi fanali che sembrano perline per i selvaggi quando si approda all'isola con tutti questi LED. Passerei la parola a Spada adesso. Allora, i francesi non hanno avuto grandi disegnatori, tranne la DS che è stata fatta da Farnello Bertoni, che era un italiano. Invece per il resto oggi ci sono delle scuole internazionali dove praticamente si è livellato tutto, direi che il livello, infatti non c'è più personalità, una coreana può essere una italiana, può essere una, sì, qualche tedesco magari tiene ancora, ma anche la stessa Mercedes non ha più che aveva prima. Beh, Porsche è uguale, sono tutte uguali, per uguali. È un po' più lunga, un po' più larga, è sempre bello. Le piace la Panamera? Beh, come 4 porte, sì. Ma tornando a quegli anni, quindi 60, dai 60 agli anni 70, esistevano all'estero, in Germania o in Inghilterra, delle carrozzerie a pari livello delle nostre, o erano le case automobilistiche? Io mi ricordo in Germania c'era Porsche, quello che carrozzava le Porsche per conto della Porsche, Karmann. In Francia c'era Chaperon, ma stava già chiudendo, altri non ce n'erano. No, eravamo proprio i detentori del bello stile, eravamo noi altri. Proprio non ce n'era per nessuno. Bene. Volevo chiedere solo il fatto dell'auto delta utile, non è perché l'Alfa avesse paura di andare in prima persona nuovamente nelle corse? Non so, paura, voglio dire sicuramente, no, paura non direi, però sicuramente hanno pensato se va bene è fatta nostra, se non va bene sono quelli là di Udine che non sanno fare niente, diciamo così queste, sì, ma sì, no, tanto teniamola lì un po' nascosta, un po' fuori, no? E appena è andato bene se la sono ripresa, sì, si sono dimenticate le targhe. Poi però hanno tolto la Milano, hanno tolto la Croce, hanno tolto tutto. La prima cosa che hanno tolto è stata Udine, poi hanno tolto Milano sullo stemma, poi hanno tolto la Croce e la Bisce, lo dicevamo prima, per cui vedremo cosa succede. Lo stesso con la Lancia, è andato sparato il marchio che la Lancia non esiste più e l'aveva disegnato di Scaretti, di Scaretti, di Ruffini. Chissà perché, io non riesco a capire perché noi che siamo depositari di memorie straordinarie facciamo di tutto per cancellarle. Perché abbiamo troppa storia, non diamo valore a quello che abbiamo. Andiamo in overdose, dici? Sì. Ma sì, credo di sì, ma in genere. Sì, tutto. Io ho fatto recentemente un viaggio in Islanda, lì c'è un museo della Volpe, c'è il museo del pezzo di sasso, tutti qui in Italia avremo musei per riempire il mondo e non siamo capaci di tenerli. No?
questo adesso con le auto probabilmente uguale. Io credo invece che la cosa sia diversa. Io credo che per fare un prodotto, oltre che sapere come piazzarlo dal punto di vista commerciale, oltre a fare le indagini di mercato, a una persona deve piacere il prodotto che fa. E se voi guardate la storia delle nostre marche, delle nostre vetture, delle nostre carrozzerie, erano tutte quante condotte da persone che fortemente gli piaceva il loro prodotto. E questa cosa, devo dire, si ripeteva e si ripete ancora per le poche realtà, di cui una bellissima siamo andati a vedere pochi anni fa, 2 anni fa, e che esistono ancora in Italia. E la Dallara, giusto per fare un nome, è ancora condotta da una persona che gli piace fare il suo lavoro. Penso che se in Fiat ci fosse ancora qualcuno che gli piace fare il suo lavoro invece di fare la finanza o altre cose, molto probabilmente avremo una situazione diversa. Come fanno gli uomini del marketing? Io penso anche che per recuperare queste memorie storiche che abbiamo dovrebbero essere i club come il nostro che dovranno organizzare questo tipo di interventi con questa gente che ha vissuto e che purtroppo non c'è nessuno, o siamo veramente in pochi che sanno apprezzare, mentre gli altri basta andare a correre con le macchine e fare così, ma nessuno ha mai pensato di portare avanti anche questo discorso della memoria storica di quelle macchine che le portano a spasso solo per portarle a spasso, ma non sanno dove nascono, chi le ha fatte e come sono fatte. Purtroppo questa è una delle cose che ci manca in Italia, insomma, perché con tutti i club che ci sono di auto storiche dovremmo avere di questo tipo di dibattiti. Purtroppo dovrebbero essere uno alla settimana, per modo ognuno porta il suo, e però dovrebbe portare qualcosa di interessante appunto anche sotto questo punto di vista che purtroppo non c'è. Sono d'accordo con lei perché è anche cultura questa. Certamente. La cultura questa c'è. La cultura italiana questa c'è comunque, è cultura comunque. Certo. Basti, lei è mai andato a Goodwood in Inghilterra? No, non ho avuto il piacere di ci vada, perché è una roba incredibile. Gli inglesi, vabbè, lasciamo perdere cosa sono gli inglesi, che si fanno i fatti loro, però su queste cose sono straordinarie. E anche i tedeschi al Nürburgring fanno un nuovo Nürburgring, che poi è un pezzo attaccato al vecchio, fanno una manifestazione tipo Goodwood molto interessante in cui raccolgono le vetture d'epoca molto belle e che noi non vediamo. La Borgward, per esempio, se la ricorda? La Hans, la Borgward, la Lloyd. Era per me. Sì. Bene signori, possiamo... non so. Sì. Adesso. Allora, come ultima cosa, siccome abbiamo parlato un po' di cultura automobilistica, e siccome questo raduno abbiamo preferito invece di dare delle coppe, abbiamo già cominciato a dare un libro ad ogni partecipante, adesso invece daremo un altro libro diverso ai partecipanti di questo convegno. È un libro interessante perché parla della storia del club milanese d'epoca, che è uno dei club, diciamo, non parlo di fondatori, ma comunque uno dei club più antichi, e con una quantità di immagini e di descrizioni di vari personaggi estremamente interessanti. E anche questo è edito da Fucina, che è la casa editrice di uno dei nostri soci, che è Cippo Salvetti, che chiaramente lui è leggermente partito per le Alfa Romeo, è un mio caro amico che abbiamo condiviso questa passione da 17 anni in avanti, per cui insomma la conoscenza è veramente cinquantennale. E adesso faremo una distribuzione da tutti quanti. Io consegno e tu... No,
Marcello, grazie ancora. No, grazie a Sei sempre voi. gentile, sempre un ordine sparso. Grazie. Foto. Michele. Michele. Ah no, aspetta, scusa un secondo. Si può chiudere il computer un attimo. Aspetta che c'è l'immagine del futuro. No, fuori. Sì. C'è sempre l'immagine al resto del sistema. Proprio negli occhi. Siamo in tema di libri, in quanto io sono invitato dal Club Zagato e volevo, penso, visto che tutti hanno scritto di tutto, però una copia dei 2 libri che ha scritto mio padre credo che debbano assolutamente sì. No, qui ho anche il timbro originale dell'Autodetta, quello dell'epoca. Allora, lui rimane a pranzo. Voi rimanete? Ah no, perfetto. Per cui lui ha anche altre copie che se qualcuno vuole acquistare, allora ne parliamo. Ci facciamo fare il timbro. Ecco, volevo anche ringraziare con l'occasione Rudy Frausin, che è venuto apposta da Trieste. Doveva venire con una sua magnifica 4C, però l'ha usata a Zandvoort quando 2 settimane fa. 3 settimane fa sia a Zandvoort che a Nürburgring proprio. E quindi ha detto sì, sono ritornato, la macchina è a posto, però deve essere meccanico. Verifiche opportune, giustamente. Quindi grazie a lui perché avremo delle foto e anche le riprese.